Ciao ragazzi, ben ritrovati nel mio canale. Oggi niente pesca, o meglio vi farò vedere un spezzone di quando siamo andati io e il mitico Paolino in cerca di provare a prendere qualcosa, ma questi, come sapete, sono mesi un po' duri per la pesca. Quindi oggi, dato che si sta avvicinando il periodo migliore, o meglio per me, perché divento matto per andare a pesca alle seppie, allora oggi sono qua e ho deciso di fare un piccolo video tutorial di cosa e di come pescare queste bellissime cefalopodi, queste seppie. Quindi adesso vi illustro un po' il materiale e un po' quello che per me funziona un po' meglio. Quindi sempre per la pesca alla barca, ragazzi, perché dalla riva è un po' diverso, però se vi interesserà anche dalla riva, niente, scrivetemi e fatemelo sapere. Oggi sono qui per spiegarvi dalla barca. Quindi ragazzi, aspettate, vi faccio vedere. Allora, ci servono filo, io uso questo qua della Seaward, semplici moschettoni, piombi e delle semplicissime clip, questi qua. Aspettate che vi faccio vedere. Vedete? Sono dei clip che usiamo per i calamari, anche per i finali di calamari, quindi niente di che. Però per me queste sono ottime, però se dobbiamo fare i terminali, quindi ci va, adesso vi spiegherò più avanti, il moschettone e il finale, che quindi praticamente i nostri, aspettate, i nostri artificiali si muovono sul fondo, ok, prendiamo uno a caso, ok, questi praticamente con il finale. Prima di continuare vi faccio vedere lo spezzone della pesca di me e di Paolo. Abbiamo fatto un po' di jig, adesso proviamo a vedere se ci sono arrivate le nostre amiche seppioline, ma non sarà così perché è troppo presto, però noi ci proviamo, non si sa mai. Allora, vediamo di mettere. Io questi sono da Egi, come tutti voi sapete, ma io questi li chiamo ciucci. Ah Paolino, ancora residui dell'anno scorso, tutti mangiati, ma funzionano. Paolo mi fa sempre andare ogni anno a caccia di seppie 2 mesi prima. Comunque dai, ci proviamo. Dammi i piombi Paolo, perché sono senza piombo, se no 80. Pronti qua. Siamo, come vedete, in mezzo al nulla. 80-70, va bene. Sì, vabbè. 80 colorato. No, colorato, se no si attacca il piombo. Vedi che furbo che è il pescatore qua. Vuole darmi i piombi colorati per andare a seppie, così si attaccano le seppie e i piombi. E io non prendo le seppie. Furbacchione. Pensa che ho sentito già. No, non ci credo. Non ci credo neanche se vuoi. Adesso ti dico io se c'è qualcosa. Comunque le seppie sempre cannette leggere, con la punta, come vedete, morbida, perché si deve vedere quando si attaccano. Allora vediamo, aspettate, perché non sono sulla mia barca e mi trovo un po' in difficoltà. Comunque vediamo cosa succede.
detto allora andiamo, facciamo contento il pescatore e andiamo a provare a vedere se becchiamo qualche seppia, ma non sa mai, magari si è fortunati. Non si sa mai. Proviamo mezz'oretta e dopo ce ne andiamo mezz'oretta, oretta e poi ce ne andiamo a pescare qualche pesciolino. Ma la giornata invernale non è il massimo per la pesca. Comunque dai, noi ci crediamo sempre, vero Paolo? Aspettiamo i tempi da paura, quando arriverà vedrete anche voi perché li chiamo da paura, vero Paolino? Allora vediamo, vedete, io mi preparo sempre tutto a casa prima, se no mi viene l'affanno venire a pescare e prepararmi le lenze come sta facendo Paolo. Allora, per le seppie, dopo quando sarà tempo vi farò vedere meglio. Io metto sempre moschettone, pallina e l'attacco per mettere il piombo. Dov'è l'altro piombo? Questo qua, vedete? Così si chiude. Finale lungo, cos'è? 80 cm con alto moschettino per attaccare il ciuccio. Allora, qua abbiamo messo un colore chiaretto e adesso lo mettiamo scuretto. Vediamo questo qua, di solito colore oro gli piace. Hai messo che tu, e allora cambiamo colori diversi. Allora mettiamo questo argento e grigio. Cosa? Sì, sì, un attimo che facciamo tutto. Ecco, lanciamo e vediamo. Pesca a scaroccio. Adesso vediamo, molliamo un po' il filo. Là, no, ecco, scaroccio, così il pesciolino va sul fondo, si muove e ogni tanto questo movimento per muovere l'artificiale, vero Paolino? Vero, tutto vero. Ecco, vediamo, l'ultima volta c'è stato un piccolo problema, stavo andando a seppie, vero Paolo? E mi è partita la canna. Quindi la frizione è sempre un po' aperta, ragazzi, anche se si va a seppie, perché può sempre mangiare i pesciolini giganti. Ma tanti si stacca. Si staccano, ma a volte non si staccano, se si è fortunati si prendono. Adesso proviamo un po' qua, dopo vediamo cosa succede. Vedi subito se avete qualcosa. Sì. Vabbè, a dopo. È più probabile che si attaccano nel fondale, perché praticamente loro cosa fanno?
vanno giù, restano in questa posizione. Quando noi tiriamo si abbassa la parte finale dell'artificiale dove ci sono le arpette queste, ok, e quindi se c'è qualche sassolino, qualche erba o qualcosa si attaccano, ok. Quindi cosa succede? Se noi usiamo questi semplici clip è più facile che si aprono. Quindi io lo so, sarò esagerato, ma dato che questi artificiali da edging o meglio io li chiamo, come vedrete nel video, i ciucci, quindi entrate nella mia ottica perché li chiamerò ciucci. Cosa succede? Che preferisco usare clip tipo queste che si chiudono, che hanno il gancetto di chiusura e quindi non si aprono come queste praticamente, perché queste se si tira il filo tira qua, probabilmente se non si rompe il filo e si apre la clip praticamente. E allora uso questi che sarebbero i clip che attacco, diciamo, gli artificiali di Serra praticamente, ok, Serra, Branzini, quello che ci va. Quindi torniamo a noi, niente, artificiali ragazzi, vi dico una cosa che secondo me è molto importante. Ci sono artificiali di marca, adesso non voglio nominare le marche perché non sono qui per far pubblicità a nessuno, ok. Quindi ci sono artificiali di marche che, se una cosa ragazzi, se gli artificiali costano è perché hanno molti particolari, tipo queste palline che vibrano e quindi richiamano più l'attenzione dei nostri amici cefalopodi o seppie, insomma. E ci sono artificiali tipo questi che non è di marca ma funzionano benissimo, ok, che le pagate meno ma funzionano meno logicamente, però non è detto che funzionano tutti poco, quelli che costano poco praticamente. Quindi dovete stare bene attenti specialmente a una cosa che per me, dopo anni che pesco seppie, è molto importante. Quindi è molto importante perché se noi prendiamo tipo un artificiale come questo, ok, adesso lasciamo stare i colori, farò un altro video per parlare di colori, ok. Qual è il segreto degli artificiali? Bene, per me, sempre per me, è constatato comunque in pesca, non è che mi invento le cose. Quindi qual è il segreto? Il segreto è che se noi prendiamo un artificiale da pochi soldi, tipo riprendiamo quello di anche questo, da pochi soldi, cioè parliamo di 5 6 euro, 3 euro, li trovate anche a meno, sono pazzerie, ok. Però qual è la bellezza di questi artificiali? Perché quando voi li comprate o vi arrivano a casa da Amazon, da internet, ok, che li avete visti, vi interessa, dovete fare una prova che magari, anzi ve la devo far vedere perché sennò non è chiaro forse quello che vi dico. Aspettate che vado a prendere e poi vi faccio vedere, così capite cosa intendo.